Fase nazionale per il concorso dalle aule parlamentari alle aule di scuola, lezioni di Costituzione, con il progetto degli alunni della la terza E dell'Istituto Tecnico Informatico di Palma di Montechiaro. Bampole e costruzioni uguali per la Costituzione, diversi per la società. Il progetto dei ragazzi seguiti dai docenti Rita Lalomia, Rossana Sorce e Carmelo Ferrara è rientrato tra i 62 progetti finalisti, superando un'accurata selezione tra i progetti presentati da diverse scuole d'Italia. Il concorso è nato dalla collaborazione tra Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati e il Ministero dell'Istruzione per avvicinare i giovani ai valori e ai principi della Costituzione. Esperienze di questo tipo, ha dichiarato la dirigente dell'Odierna Annalisa Todaro, hanno ricadute positive sugli studenti perché accrescono la capacità di svolgere indagini documentate e consentono di lavorare in gruppo e di confrontarsi con ambiti culturali diversi. Ancora una volta gli alunni dell'Odierna di Palma di Montechiaro si sono distinti in una competizione nazionale. Qual è il progetto che vi vede impegnati? Il progetto che ci tiene impegnati è Bambole e costruzioni, uguali per la Costituzione e diverse per la società. Perché avete scelto questo titolo? È molto particolare. Abbiamo scelto questo titolo perché secondo noi fra uomo e donna in questa società c'è molta differenza. Voi chi siete? Siamo la terza E del Plesso Mattarella dell'Istituto Tecnico Informatico GB Odierna. So che avete già passato la prima fase di questo progetto, no? Già un primo traguardo, un primo pezzettino. Nel caso in cui doveste vincere, che cosa succede? Andremo a Roma a presentare il progetto al Parlamento. In particolare oggi la classe che si trasforma in una redazione, no? Sarà impegnata a fare che cosa? A intervistare la gente per vedere cosa ne pensa. Qual è l'obiettivo di questo progetto? L'obiettivo di questo progetto è avviare il cambiamento, perché fin da piccoli i bambini sono stati educati a giocare con le costruzioni, mentre le bambine con le bambole. E noi non siamo d'accordo a questo, perché sin da piccoli sia i bambini possono giocare con le bambole, mentre le ragazze con le costruzioni, perché non cambia nulla. E noi dobbiamo essere i primi perché siamo i genitori del domani, e quindi dobbiamo affermare questa mentalità perché non c'è distinzione né tra le ragazze né tra i ragazzi.